Don Guglielmo, lei è stato un parroco molto apprezzato dalla comunità di Conegliano. Adesso verrà sostituito nella parrocchia di San Martino. Vuole dare un saluto alla città, nostra città? Ecco, io sono felice di poter dare un saluto non soltanto alla mia parrocchia, come ho scritto anche in una lettera che ho voluto inviare a tutti, ma anche a tutta la città, perché ho sentito sia l'amministrazione che tanta gente solidale nel servizio che come comunità di San Martino abbiamo compiuto in questi anni, questa attenzione soprattutto a quelli che fanno più fatica. Credo che sia molto bello questo. Ecco, questa attenzione, andare in mezzo alla gente, stare in mezzo alla gente, ascoltarli, ecco, condividere le loro fatiche ma anche le loro speranze. Questo mi pare che sia la cosa più bella. E il mio sogno è continuare un po' in questo servizio perché per tanti anni ho lavorato con coloro che fanno più fatica, soprattutto con i minori. Ecco, vorrei che questa esperienza continuasse e si sviluppasse sempre di più. Anche questa sosta che abbiamo fatto oggi riflettendo sugli ammalati di Alzheimer mi pare che sia molto importante questo saper condividere con quelli che fanno più fatica, stare accanto e camminare insieme possibilmente, guardandoci negli occhi, tenendoci per mano, mi pare che sia bella questa espressione di Papa Francesco, e soprattutto guardare con simpatia anche a quelli che fanno più fatica. Grazie.